tutto di TV, di Tenovra Oie, di Esechi, le tribulas a due mizze e 20 chimbe che hanno brancato sorbiti, quindi come siamo in pennente, anche completare il costumese di stiu. Bene, adesso in studio di BTTV, sempre, però vedete che vi manca una il Saravallo, un attimino, che vi aggiungiamo, la trasmissione, vabbè, non solo voi, ma pure a terapia non funziona perfetta, però a come andiamo alle altre esibitore e vi lo torniamo a mannare. Ecco qua, no? Ecco, quando è arrivato lui diamo il diritto sul Saravallo. Intanto diamo un'ocrateda a Saida come te si presenta, Saida si presenta di voi, su che l'Olimpio, che più o meno che a Eresi, un obiettivo un po' scaricato, ma comunque abbastanza bello, poco sta bella ida. Oggi la letta è lenta e non va ad arrivare, lo Saravallo, con lo squadro, sono arrivato a Scoma, e che non narata, oggi è mercoledì, 32 gradi, so, massimo 21 gradi, e prendo tutti i radi. Casa che Giovia, 33 gradi sono grado di Poldeoie, 20 la minima, le prendo tutti i radi, comodo, quindi sti, insomma, questo è il tempo. Bene, andiamo a vedere Scarchinova, ecco, bata la fotografia che mi sono arrivata già una mutennanne, sì, di questo asfalto consumato, cioè male vogliato, che scavato, insomma, evidentemente hanno sterzato chi sarà macchina firma, no, che bianche su, questo mi verrà posto pure io, era una mutennanne che questo asfalto l'hanno impastato con Samucra e non che su picche. Chi tocca deve munare all'epio, non che lo muovere e de gai, infatti esiste, in che stanno andando in prua, intanto loco, in certo loco non è malo, ma in certe strade, insomma, sin che stanno andando, vuol essere espulso danno che hanno fatto, che non sa conviene, per questo motivo che questo tipo di asfalto non è manco sanabile, cioè non si può sanare, cioè tocca che lo prischiare e deve tornare a ponere, non basta altra maniera, oppure bisogna ponere una pizza a sopra, un tappeto, ma che siete un vero tappeto, però non di questo tipo, che è veramente asfalto di bassa categoria, che Paco aggregante. Andiamo da innanzi, intanto bella nuova, se la Polisportiva Bittese ringrazia, sta tutto canto, sto schierando lo stennita, per mantenere questa realtà che investe in vista, la Polisportiva Bittese, che è Pomane, poi viene a Soppezzino Minore, convita tutta la popolazione a essere stacchiata a fare su sabato 19 in stadio Pedro Burrai sul complesso, il stadio Pedro Burrai, complesso sportivo, e non per il campo sportivo è il Belle che ha gabbato, però non bel gallo su collaudo, ma non a esternare. Andiamo sul giornale, non vamo a lo stoccamento, che riguarda il Said, no, vabbè, è uno, lui è sul convegno, un attimino che non che il vestito, sul convegno, eccolo qua, vediamo, no, che a che punto siamo con il progetto ET incontra il territorio venerdì 18 luglio ore 20 in piazzetta Pitalisi per il museo della civiltà pastorale contadina. Certo, come il titolo del museo non è che siete meta perfetto, ma comunque ne si idea di si tratta, insomma, l'organizzazione del gruppo escursionistico Zugolostio, che su patrocinio del suo comune, e chissà collaborazione della cooperativa Istelai. A essere scordinato, già ragionata dai Marilena Runesu, vanno a essere in ragionata Alessandro Cardini, direttore dell'associazione del Cagliari del Sin, e Andrea Conto, ricercatore Infin, responsabile ET Sardegna. Sono invitato sotto l'amministratore del comune di Luvola, a Vizi, Luvola, Onanie, Orone, Osida e Budesone, tutte le categorie del Sumunno, o della associazione, del Sumunno su Travaglio, associazione e
territorio. Bene, bene, una bella cosa. Andiamo da innanzi sul giornale, un anno ospedale, 2 prelievi di organi negli ultimi 15 giorni. Il commissario Zuccarelli, ai familiari va la nostra riconoscenza di tutti. Bene, vi lasciamo staccare, effettivamente, sono donatori di organo, sono veramente persone da ammirare, chi morì in caso di morte hanno lasciato un atto, chi los organi di solo potevano servire a salvare altre assente. 2 famiglie generali alle spalle, 2 prelievi di 15 giorni e diversi reparti dell'ospedale coinvolti. Nuoro e la sua provincia si confermano ancora una volta un territorio dove le donazioni di organo registrano numeri importanti e nelle ultime 2 settimane si sono registrati altri casi. In 15 giorni, spiega Pierina Ticca, responsabile del coordinamento locale ospedaliero trapianti, sono stati eseguiti 2 prelievi multiorgano, grazie alla volontà espressa in vita da 2 donatori della nostra provincia deceduti in terapia intensiva e con il sostegno dei loro familiari. I 2 prelievi multiorgano hanno coinvolto numerosi reparti dell'ospedale, oltre all'unità ospedaliera e al blocco ospedaliero alla neurochirurgia e cardiologia. Quindi una bella cosa, l'ospedale di Nugoli insomma si è rivelato pronto per questa evenienza capace di luogo. Elezioni provinciali a settembre, quindi ma sono elezioni non del secondo livello come designata. La giunta ok alla manovra da 800 milioni, 50 per gli enti intermedi, 15 per l'istruzione. La governatrice conferma: convocherò i comizi entro luglio come previsto. La maggioranza che sostiene Alessandra Torde intende rianimare gli enti intermedi. Nella manovra da 800 milioni approvata ieri dalla Giunta, ben 50 sono destinati alle strade provinciali. Un segnale arriva anche sul piano istituzionale. Basta con gli amministratori statali, avanti invece con gli organi regolarmente eletti. Questo orientamento registrato sempre ieri al vertice del Campo Largo, che ha confermato l'inevitabile, e cioè la Presidente della Regione fisserà entro luglio la data delle elezioni di secondo livello da celebrarsi a settembre. C'è una legge in vigore che prevede l'indizione entro luglio e io mi devo attendere a tenere a quella, ha dichiarato Todde a tavolo concluso. Oggi la cosa importante era verificare con la maggioranza, alla luce di un passaggio così importante, le varie posizioni all'interno della maggioranza, anche perché comunque tutto il Consiglio è per il ritorno all'elezione diretta e l'ha ribadito votando all'unanimità la proposta di legge nazionale che prevede il superamento della Del Rio e passare all'elezione diretta. Una legge, non bisogna negarlo, farraginosa e che ha fatto danni nel territorio. Noi scriviamo chiaro l'articolo, ma se era scontata la convocazione dei comizi entro luglio, perché un tavolo con tutti i segretari se era scontata, rimane sul giornalista, l'indizione dei comizi entro luglio, perché un tavolo con tutti i segretari del Campo Largo, belli schimol bene, bitti 5 stelle chi non lo queria fare. Qualcuno, secondo quanto emerge, ha sollevato il problema di dover presentare le liste entro il 15 agosto. Altri hanno posto la questione del voto nei comuni in programma l'anno prossimo e del possibile accorpamento con le provinciali. 100 comuni, ha spiegato il presidente dei progressisti Massimo Zedda, che andranno al voto l'anno prossimo. Ma siamo l'unica regione che ancora ha le province commissariate, quindi al di là del rinnovo di diversi comuni, l'anno prossimo la direzione è quella della conferma. Dopo il vertice si è riunita la Giunta per approvare su
proposta dell'assessore al bilancio Giuseppe Meloni l'assestamento di 800 milioni di bilancio. Non sa questa cosa dessa provincia, non si spiegata bene e comunque deve essere elezione di secondo livello, cioè l'assente non fanno andare a votare, praticamente votano su scursi stessi comunali. Vaccini in arrivo anche nell'isola, 300.000 vaccini destinati a fronteggiare l'epidemia di dermatite bovina sono arrivati alla dogana di Milano dal Sudafrica. L'ha comunicato l'assessore alla sanità Armando Bartolazzi durante la seduta congiunta delle commissioni quinta e sesta in Consiglio regionale, dove tra gli altri è stata ascoltata la direttrice del servizio sanitario pubblico della regione Daniela Mulas. I focolai sardi sono 19, ha detto, compreso quello individuato oggi, cioè ieri, a Padro. Vabbè, quindi no, che scherzi questa cosa è dannanneu. Addio viaggiatore mordi e fuggi, ora si cerca la vita autentica. Pare che Bapata questo indirizzo è parte sul turismo, che non chiede bene solo in che a fare che turismo de gai, ma partecipare pure a sa vita del suo territorio, dal pranzo con i pastori e i corsi di Grugliones al tour sulle orme di Grazia Deledda. Territorio, cultura, socialità, cresce la vacanza esperienziale. L'appuntamento di venerdì prossimo è andato tutto esaurito, ormai da giorni, e per le prossime lezioni in calendario non sono tanti i posti rimasti. Il corso per imparare a fare Grugliones o gli astrini è un'esperienza tra le più ambite dai viaggiatori. Va così a Cagliari, nella casa laboratorio di Damiano Usala, dove lo chef amatoriale spiega sulla piattaforma di Airbnb di aver imparato la ricetta dalla mia bisnonna di ieri. E così in tutta Italia, dove si moltiplicano le lezioni casalinghe sulla lavorazione della pasta, del pane e dei dolci. È una cosa importante, vi nascosta, chiamate la cittadinanza temporanea è la formula vincente. Nicolò Feno, urbanista, l'ospite vuole condividere la quotidianità del paese. Questo viene a noi, può imparare a mostrare che cosa viene a noi. Occorrerebbe partire dal concetto di cittadinanza temporanea, smettere di considerare il turista come qualcuno che arriva per prendere, ma che invece ha qualcosa da dare. Si crea relazione, esperienza condivisa. Nicolò Feno, architetto urbanista, è un esperto di aree interne, di quei territori destinazione privilegiata del turismo lento che rappresentano l'alternativa geografica e identitaria che dell'isola, che non è appunto solo mare. Un tipo di turismo che può proporre vacanze declinate in 1000 modi, tra natura, tradizioni, gusto e cultura. L'accoglienza che può aiutare a stemperare lo spopolamento, malattia che corrode tante comunità. Ma una bella reia. Elezioni provinciali a settembre, questo l'abbiamo già visto, e l'abbiamo già dato, e il Guardia, quindi assestamento di bilancio, approvata la manovra d'estate, la giunta rimodula i conti in parte destinati a coprire i disavanzi delle ASL. Province al voto entro settembre, chiamate alle urne, che no, che sposchiato questo giornale, chiamati alle urne solo i sindaci dei comuni dei 6 enti interessati. Entro il 30 settembre si va per i presidenti delle 6 province sarde, Sulcis, Mediocampidano, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Gallura, visto che le 2 città metropolitane hanno già i loro presidenti, i sindaci dei comuni capoluogo, questa città metropolitana. La data si conoscerà nei prossimi giorni quando la Presidente Tolle indirà le elezioni convocando i comizi elettorali. Lo dovrà fare entro luglio, in modo che entro il 30 settembre si possano svolgere le elezioni. Queste non saranno di primo livello, con il corpo elettorale chiamato ai seggi, ma di secondo,
con solo i sindaci dei comuni che andranno a votare. Il loro voto sarà ponderato, cioè peserà per il numero degli abitanti del comune che rappresentano. Ecco, la riunione di maggioranza che ieri pomeriggio ha sciolto gli ultimi dubbi di natura istituzionale, ma non ha però affrontato il nodo politico su chi debbano essere i candidati alla carica di presidente. Vabbè. Per legge tutti i sindaci del territorio provinciale possono candidarsi, ma molti di loro non appartengono a uno schieramento netto come in Consiglio regionale, ma piuttosto sono stati eletti in liste civiche di difficile inquadramento. Dal campo largo comunque una considerazione comune: questo voto non misurerà lo stato di salute della maggioranza, proprio per la particolarità degli elettori, semmai potrà dare qualche indicazione sull'attrazione praticamente di candidati a presidente della provincia che puntano attraverso questa elezione a prepararsi ai futuri e più impegnativi incarichi. Per questo motivo la campagna elettorale tra sindaci è già iniziata. L'economia di guerra e Gaza, 2 mozioni. Confronto in consiglio tra schieramenti, passano i testi della maggioranza. Siamo in Cagliari, ma una mozione di questo tipo l'abbiamo presentata pure in Umbria. Il conflitto in Medio Oriente, solo sullo sfondo, allora, il conflitto in Medio Oriente è in primo piano, solo sullo sfondo quello in Ucraina. Ha monopolizzato i lavori del Consiglio regionale ieri mattina. 3 le mozioni discusse e votate. Alle prime 2, presentate a nome della maggioranza da Luca Pizzutto, se ne è aggiunta una delle opposizioni, il primo firmatario Paolo Truzzu. Sono passate le mozioni di maggioranza al termine di un dibattito poco emozionante, nonostante la tragicità degli eventi descritti. Le 2 mozioni illustrate dal capogruppo di Sinistra Futura riguardano la contrarietà al riarmo, all'economia di guerra e la richiesta alla Giunta di sospendere i rapporti istituzionali e di cooperazione tra Regione e lo Stato di Israele in conseguenza delle violazioni dei diritti umani nella striscia di Gaza. Analoghe mozioni sono state presentate e approvate dal Consiglio regionale, dove il campo largo è in maggioranza. Nel suo primo intervento Pizzutto ha messo in risalto il business della guerra, un affare da 2.500 miliardi di dollari, da quale non sono esclusi l'Europa e l'Italia. Poi i riferimenti al ruolo della Sardegna, sia come terra di servitù per le esercitazioni militari che come isola al centro del Mediterraneo. Intanto lui dice però che era un partito italiano che quindi è sostenitore dell'occupazione militare di Bata in un bel alleare. I dimoni di tenere Ronny Keller, sostegno del governo da parte allora, naturale quindi il sostegno al governo da parte delle opposizioni e la critica verso il testo presentato dalla maggioranza, come hanno detto i consiglieri di Fratelli d'Italia, Corrado Meloni e Franco Mulla, che ha parlato di mozione divisiva, e Paolo Truzzu, il capogruppo, poi vai a no, questa è la regione, però il capogruppo del PD Roberto Di Riu ha ringraziato Sinistra Futura, ma ha annunciato il voto di astensione su quella mozione. Posizione non condivisa da Antonio Solinas, PD, da lui voto favorevole a titolo personale. A seguire la mozione 51 dedicata al gas, doveroso boicottare, ha detto le produzioni israeliane e delle multinazionali che finanziano questo sterminio. La regione controlli bene da chi acquista i suoi prodotti. Dall'altra parte, Paolo Truzzu, il nostro obiettivo deve essere la pace in Palestina, la coesistenza pacifica dei 2 popoli e 2 stati. Velleitario pensare che il nostro boicottaggio possa portare ad un risultato.
nel successivo dibattito, interventi di Carlo, la Futura, Sorgia Lega, eccetera, eccetera. Ginolfo ha poi ricordato che a Gaza sono stati uccisi dei bambini che erano in fila per l'acqua. Se questo non è genocidio, spiegatemi come lo si può definire. Fermiamo ogni collaborazione economica e di scambio e di progettazione con chi compie queste atrocità. Approvata la mozione di maggioranza, respinta quella delle opposizioni. Cioè, se l'opposizione non va scritto come testo, comunque è giusto che la mobilitazione può boicottare qualsiasi merce che porta cioè che siete le posizioni israeliane che serva quindi può sostenere sul genocidio di questo popolo palestinese. Pecorino Romano, un'ottima annata. Aumenta la produzione più 7% e l'export più 12,8% verso gli Stati Uniti, ma chiaramente batta Sottimenne, l'Odazioso. Mauddi narrata ora ci attende la sfida dei dazi. Il consorzio proteggerà l'intera filiera. No, ma da innanzi il pecorino romano crescita record, ma i dati americani preoccupano. I dati dell'assemblea del consorzio tramite Maudi narrata investiamo sulla promozione. Ucraina, dietro fronte di Trump, Zelensky lasci stare Mosca, cioè pare che Trump che gettato a narrare bombarda direttamente Mosca, nel senso che sono in guerra sono casi con Putin è un'operazione speciale. Per Putin l'ultimatum inaccettabile per l'UE vara il 18° pacchetto. Allora, per Putin ultimatum inaccettabili, ultimatum plurale, no, inaccettabili, e l'UE vara il 18° pacchetto di sanzioni. Ma da innanzi Trump a Zelensky colpisci Mosca, poi la retromarcia. Callas, Putin in Ucraina sta usando armi chimiche. Cosa da non credere, potete scrivere. Allora, Zelensky non dovrebbe colpire Mosca. Donald Trump smentisce direttamente il Financial Times e le descrizioni di altri media secondo cui sarebbe pronto a fornire armi a lungo raggio a Kiev a partire dai missili Tomahawk. Per ora non le sto valutando, ha tagliato corto davanti ai reporter che erano arrivati alla Casa Bianca, per poi smentire di voler fornire missili a lungo raggio a Kiev, e alla domanda se stia dalla parte dell'Ucraina o della Russia ha risposto: con nessuno, sto dalla parte dell'umanità e voglio finire questo bagno di sangue. Sanzioni frenate, intanto la UE denuncia il crescente uso di armi chimiche da parte dei russi in Ucraina. Questi attacchi si stanno intensificando, accusa l'alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas. È sorprendente, ha aggiunto, ma dall'inizio dell'invasione ci sono stati oltre 9.000 casi di attacchi con armi chimiche proibite. Lo dicono i servizi di intelligence di Olanda e Germania, e il fatto che stiano aumentando è preoccupante. Mosca vuole che Kiev si arrenda. I 27 però restano divisi sulle sanzioni alla Russia. La Slovacchia ha nuovamente bloccato il severo pacchetto di misure che dovrebbe comprendere anche il price cap sul prezzo del petrolio e del gas russo. Ma sono fiduciosa che raggiungeremo una decisione, dice Callas, che apre una nuova polemica con la Casa Bianca, auspicando che anche gli USA condividano l'onere del costo delle armi inviate a Kiev. La prima tranche è sui 10 miliardi di dollari. Non che occhiamo spese. Dazi
prove di accordo, emissari UE negli USA, ma non siamo vassalli. No, Brulla, non siamo vassalli. E lasci stare Mosca, insomma, questo ha bisogno di due Dias, l'abbiamo già lessa. Questo mattina sono arrivato al Duar Dias, questo è il giornale, e quindi mi pare che appena finito e ponimolo la sigla di Tancatura. Intanto salutiamo la Caterina Sproni, scusate, e a Ciriaco Dui. A mezzo video di buona tutto dai Bizzi TV, adioso e mensus a casa.